Non ce l'ha fatta il centauro ottantenne scontratosi con un'automobile in via Locchi nella mattinata di venerdì. L'uomo è morto nel reparto di rianimazione a Cattinara. Troppo gravi le ferite riportate. Ennesimo investimento sulle strade triestine. Bambina di 11 anni centrata da uno scooter mentre attraversava la strada, portata prima al Burlo e poi all'ospedale di Udine per frattura al cranio. In 30.000 a scaldare i cuori delle penne nere, a Gemona del Friuli la sfilata degli alpini nel raduno Triveneto 2026, presente anche la premier Giorgia Meloni, tutto in diretta sulle nostre emittenti. Chi non capisce la nostra tradizione vada altrove, triestini su tutte le furie dopo che una coppia di turisti italiani ha definita barbara e medievale l'usanza del bagno con il muro a dividere i settori maschile e femminile. La Triestina Nuoto ce l'ha fatta, ha conquistato la promozione in Serie B dopo la finale playoff vinta contro il Bocconi Sport Team, match vinto per 13-12. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con il notiziario di Tele4. L'avete sentito dai titoli, purtroppo non ce l'ha fatta il centauro di 80 anni scontratosi con un'auto in via Locchi nella mattinata di venerdì. È morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cattinara. Non ce l'ha fatta il motociclista di 80 anni che venerdì mattina si era scontrato con un'automobile in via Locchi. È morto nel tardo pomeriggio di ieri nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cattinara. Troppo gravi le ferite riportate. Si chiamava Renato Scodellaro. Erano circa le 9 del mattino quando sull'incrocio di via Locchi era avvenuto lo schianto fra la macchina e la moto. L'80enne era stato sbalzato sull'asfalto e aveva battuto la testa rimediando un forte trauma cranico oltre alla frattura di un piede. Illeso il conducente dell'automobile. Sul posto si erano precipitati i sanitari del 118 con automedica e ambulanza insieme agli agenti della polizia locale che avevano eseguito i rilievi dell'incidente e diretto il traffico con deviazione dei veicoli per consentire le operazioni. L'anziano, stabilizzato sul posto dai medici, era poi stato trasferito all'ospedale di Cattinara e lì il quadro clinico si era fatto più grave a seguito di un'emorragia cerebrale. Di qui il necessario ricovero nel reparto di rianimazione dove infine l'uomo è deceduto. L'esatta dinamica dello scontro è ancora al vaglio della polizia locale, ma l'incidente sarebbe avvenuto per una mancata precedenza. Bambina di 11 anni investita da uno scooterista in via Udine ieri sera. Dopo una prima visita al Burlo Garofalo, dove è stata rilevata una frattura al cranio, la bimba è stata trasferita all'ospedale di Udine. Ennesimo investimento sulle strade di Trieste, questa volta a farne le spese una bambina di 11 anni, centrata da uno scooter in via Udine nella tarda serata di ieri. Erano circa le 22:30 quando la bimba ha improvvisamente attraversato la strada. Proprio in quel momento stava transitando un uomo di mezza età a bordo di un motorino che non è riuscito a frenare o schivare in tempo la bambina per evitare l'impatto. L'11enne è stata sbalzata per qualche metro sull'asfalto, riportando delle ferite alla testa, mentre il conducente del mezzo a due ruote, cadendo a terra, si è procurato la frattura di una clavicola. I soccorsi si sono subito precipitati sul posto. Un'ambulanza ha portato all'ospedale di Cattinara il conducente dello scooter, mentre un'altra ha trasferito la bambina al Burlo Garofalo. A seguito degli accertamenti all'ospedale infantile, i medici hanno riscontrato una frattura del cranio, quindi la bambina è stata portata all'ospedale di Udine per essere sottoposta a esami specialistici con la visita neurochirurgica. Sempre ieri, ma di mattina, c'era stato un altro investimento a Barcola all'altezza dell'Hotel Grafe. Un uomo di 83 anni centrato da un furgoncino e trasportato d'urgenza all'ospedale di Cattinara. Ancora una volta, Viale Miramare si è confermata zona particolarmente pericolosa per i pedoni. Dalla cabina di regia della Lega alla tirata d'orecchie all'ex generale Vannacci e a tutti coloro che in campagna elettorale promettono di risolvere i problemi in un giorno. L'intervento del governatore della regione Massimiliano Fedriga alla festa regionale del partito. Vi dico di non votare Lega e dite di non votare Lega a chi pensa che se vota magari qualche generale che gli fa avere più soldi a tutti, 100.000 euro in tutti, non votate Lega. Perché noi non prendiamo in giro la gente e vogliamo avere un rapporto di fiducia e di realtà con chi siamo chiamati a rappresentare. Una risposta all'ex generale Roberto Vannacci e a tutti quei politici che in campagna elettorale fanno promesse che poi non possono mantenere.
Applausi scroscianti per l'intervento del presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga alla festa regionale della Lega a Carpacco. Il governatore è al centro della cronaca politica nazionale insieme al presidente del Consiglio regionale del Veneto Luca Zaia, in un contesto che vede il partito alle prese con una fase di profonda riflessione su una richiesta di rinnovamento spinta dalle regioni del nord. Quindi la cabina di regia voluta dal segretario federale Matteo Salvini. Una scelta definita giusta da Massimiliano Fedriga per ascoltare i territori e portare le istanze dentro l'azione di governo. Il presidente della regione Friuli Venezia Giulia però ha puntualizzato che non verranno designati nuovi dirigenti, nessuna riorganizzazione interna. Poi la riflessione su cosa significhi governare e amministrare. E dico di non votare Lega alle persone che vogliono credere a coloro i quali dicono che risolveranno i problemi dell'immigrazione in un giorno e che saranno sicurezza in ogni angolo sperduto di questo paese. Non votateci! Perché se volete credere a chi vi dice che risolve questo problema in un giorno, penso che sia un problema di chi voglia chiedere a questa stupidaggine e non è un problema di chi la propone, perché anche chi la propone sa che sta dicendo e sta prendendo in giro i cittadini. Noi affrontiamo le cose con serietà, complessità, conoscendo le difficoltà e portando dei risultati che risolvono tutti in un giorno, no. Non risolvono nemmeno tutti in 5 anni. Ma passo dopo passo cerchiamo di affrontare le situazioni. E guardate che chi oggi sta pensando che arrivi qualche messia che risolva tutti i problemi in un giorno, sono gli stessi che in assoluta buona fede hanno creduto ai 5 Stelle nel 2018. C'è chi vi promette, l'ho sentito dire, no basta, non compriamo più, e vi faccio un discorso che capisco che magari è un po' più difficile da comprendere, e vi dicono non preoccupatevi, arriviamo noi al governo, non compriamo più armi, apriamo ospedali e scuole. Beh, vi dico solo un fatto, che se non abbiamo più la Marina che protegge i traffici dal canale di Suez, tutta la nostra logistica e la nostra economia del Friuli Venezia Giulia e dell'Italia legata alla logistica muore. In 30.000 a scaldare i cuori delle penne nere, a Gemona del Friuli la sfilata degli alpini nel raduno Triveneto 2026. Presente anche la Premier Giorgia Meloni, tutto in diretta sulle nostre emittenti. Ed ora, signore e signori, mentre volge al termine questa lunga e impegnativa sfilata, si annuncia, s'avanza, si bea, si gloria di una giornata meravigliosa a voi, la sezione di Gemona. Una sezione ricca di storia che affonda le radici nel 1925, che oggi vedrà una presenza importante nello sfidamento, perché quando gioca la squadra di casa tutti scendono in campo. Le penne nere spinte da un comune sentimento, sacrificio, solidarietà, impegno e amore per il territorio, un'emozione che si ripete ogni anno ma che è sempre enorme. Ancora un grande successo per il raduno Triveneto degli Alpini, quest'anno tenutosi a Gemona del Friuli, un appuntamento che la città ha tanto voluto per ricordare il tragico e devastante terremoto che colpì proprio queste zone 50 anni fa, nel 1976. In quel frangente gli alpini erano in prima linea per soccorrere, aiutare, ricostruire, e noi ogni giorno fino a quello conclusivo con la grande sfilata queste emozioni ve le abbiamo volute raccontare in diretta sulle reti del gruppo Media Nord-Est, la televisione degli alpini. Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia e tutte le altre sezioni del Friuli Venezia Giulia hanno sfilato con orgoglio, portando i propri valori e la propria storia in una giornata che ha visto anche l'arrivo della Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Signore e signori, attenti al vessillo della sezione di Trieste. Sezione di Trieste oggi presente, forte e numerosa. Sezione che ha una storia straordinaria, intonare quelle musiche che hanno fatto di Udine la capitale degli alpini, non solo friulani. Udine è sede del comando brigata, Udine è sede di acquartieramenti e di caserme, Udine città dedicata anche alle forze armate. Infine l'atto conclusivo, il passaggio della stecca per il prossimo raduno a Treviso 2027. Questo Triveneto allargato agli 11 cantieri si chiude per noi nell'anno del 50° anniversario con un bagaglio di emozioni che resterà per tutta la vita a Gemona, in questa regione. Un grazie ovviamente alle alte cariche dello Stato, al Ministro
Luca Ciriani e alla Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, perché ovviamente ha arricchito questo momento e ha sigillato ancora una volta il rapporto che c'è tra gli alpini e la terra friulana. Grazie a tutti, a te Sindaco, a te Presidente, questa bellissima stecca. Dunque la presenza della Premier Giorgia Meloni, dicevamo, accolta con cori e applausi. Vediamo. Buongiorno a tutti, Grazie anche per essere arrivata così, con quella sordina che ci fa una di noi, e apprezziamo il suo capo scoperto. Lo apprezziamo, signor Primo Ministro, grazie, lei fa parte della nostra famiglia. Un fuori programma in piena regola, un arrivo ufficializzato a pochi minuti dall'inizio, una presenza che rende unica la giornata di Gemona. I lunghi applausi accompagnano Giorgia Meloni e per la Premier diventano quasi un toccasana alla fine di una settimana scandita dallo scontro durissimo a distanza con Donald Trump. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, dice, mentre dopo aver assistito a una parte dello sfilamento delle penne nere lascia la tribuna d'onore. Diretta all'auto che la conduce all'aeroporto e di qui a Roma, saluti e cori della gente la accompagnano. E grazie anche per l'aver presenta in luoghi dove si celebra la storia. Alla Premier viene donata la maglia che ricorda il terremoto, il Friuli ringrazia e non dimentica. Non sono riuscita ad andare a Genova, quindi penso che valesse la pena venire qui per dire grazie, aggiunge. Grazie per i valori e grazie per un lavoro preziosissimo anche durante le nostre Olimpiadi e per il lavoro che fanno da volontari costantemente. Sono una certezza e per le istituzioni avere questo genere di certezze fa assolutamente la differenza. Sentiamo le voci degli alpini protagonisti di questa giornata. Gemona è sempre una terra alpina e chi non ha fatto da Gemona a Paluzza a Tarvisio il servizio militare qui è soprattutto un modo per ricordare i 1000 morti del terremoto di 50 anni fa. Soprattutto siamo qui per loro. Io ho fatto la naia qua, nel 76 ho vissuto la tragedia del terremoto perché vivevo proprio qua, nella caserma di Venzone. È stata una notte terribile per sentire le urla, i cani abbaiare, il monte Sirmion, i sassi a rotolare. Mi viene il pel di oca. E dopo tutta la mia naia l'ho trascorsa nei vari cantieri di lavoro. 50 anni fa c'ero perché ero consigliere provinciale, sezione di Padova, e la sera proprio del 6 maggio stavamo facendo la riunione per la chiusura, il bilancio della adunata nazionale, la 49esima, la prima a Padova. E proprio quella sera eravamo in riunione, alle 9 poi terremoto, fuori a tutti e da lì è cominciata. È stata un'esperienza traumatica sicuramente, perché poi è caduta di sera, poi non sapevi bene cosa è successo anche dalle altre parti a casa nostra. Ho avuto la fortuna, io facevo anche l'infermiere, di salire sugli elicotteri per portare via i feriti all'ospedale di Udine e c'era il pilota elicotterista di Campocroce. E quindi ho chiesto come era Campocroce e ha detto state tranquilli, Campocroce tutto bene. Hanno sentito però non ci sono né feriti né danni e questo è un po' rincuora perché mamma, papà, fratelli, si vive un'esperienza che non è un'esperienza così, è un'esperienza estremamente forte che ti lascia il segno e rimane sempre in memoria, è un cassetto che non si chiude, rimane sempre socchiuso. Perché gli alpini sono una cosa straordinaria, hanno dentro quel DNA che lo trasmettono e aiutare la gente, perché è facile a volte a dire seduti sul divano un po' aretti, guarda che disastro, guarda l'acqua. E da allora mi sono partito con i volontari in tutta Italia, ma non solo in Italia, in Kosovo, sono andato a fare volontariato in Tanzania, costruire una scuola in Brasile perché mi sono un muratore. Sempre stato un muratore.
giocatore, ho fatto la terza elementare, non ho fatto scuole tante a scuola, ma ho sempre lavorato di braccia e di forza, con tanto spirito e con tanta voglia. Insomma, ritornare dopo 40 anni dopo della caserma dove hai svolto il servizio militare mi emoziona, ti emoziona. Come si legge correttamente il titolo? Alpin io mamme. Che vuol dire tradotto? Alpino io mamma. Appunto perché voi avete una lingua e quindi... sì. Alpino io mamma. Ecco, che nel significato vuol dire famiglia, vuol dire tante cose, vuol dire appunto un giovane che all'epoca, io ormai sono uno degli ultimi alpini, riceveva la cartolina e diceva mamme o voi alpin, mamma vado alpino. Era un orgoglio, per noi diventare alpini era veramente un simbolo di diventare grandi. Ieri la lite scatenata da una coppia di turisti proveniente da Milano per il muro del Pedocin che ha fatto parecchio discutere a Trieste. Ci sono tante città a giro per l'Italia, grazie, arrivederci. I triestini non ci stanno. Il messaggio è chiaro: chi offende la tradizione del Pedocin con il muro che divide l'area femminile da quella maschile può andare altrove. Ha fatto non poco discutere l'episodio avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando due turisti italiani, marito e moglie, provenienti da Milano, con toni accesi hanno criticato la notissima usanza dello stabilimento, la lanterna, pretendendo di poter rimanere nello stesso spazio. Fatto curioso, peraltro, considerando che il Pedocin in Italia e all'estero è famoso proprio per questa particolarità. Quando una donna triestina ha spiegato ai due come funziona, la coppia ha cominciato a inveire contro la donna, definendo l'usanza retrograda e medievale. La discussione è proseguita per alcuni minuti e infine i due turisti se ne sono andati, non senza aver preteso la restituzione dei soldi del biglietto d'ingresso, alla quale un altro bagnante ha subito provveduto di tasca sua, pur di vedere la coppia andare via. Il giorno dopo l'episodio, le reazioni dei bagnanti che frequentano il Pedocin viaggiano su questi toni. Sicuramente non è una bella cosa. Non ho parole, cioè uno viene qua solo per il fatto che è particolare, che uno può decidere, se no va in un altro stabilimento dove è uguale agli altri. Che no, è un'alternativa come un'altra a tante altre cose. Noi siamo appunto alternativi a questo. Beh, è tipico. Prima una signora mi ha chiesto dov'è il bagno delle femmine. Ecco, perciò viene considerato così, chiamato. Fa parte della tradizione della città. È comunque una tradizione nostra triestina, bella, è storia di Trieste. No? E loro, se non vanno bene, possono restare a Milano. Ma allora io credo che il Pedocin sia un'istituzione storica per la popolazione triestina. Io sono a Trieste dal 2008, vengo dal sud e credo che debba restare tutto così com'è. La Triestina Nuoto conquista la promozione in Serie B dopo la finale playoff contro il Bocconi Sport Team. Vediamo. Missione compiuta. La Triestina Nuoto Summer & Co Shipping ha conquistato la promozione in Serie B di pallanuoto maschile al termine di una finale playoff contro il Bocconi Sport Team, dominata nella partita di andata e gestita nel match di ritorno di ieri sera alla Bruno Bianchi. Compagine lombarda battuta per 13-12, la promozione raggiunta al termine del doppio confronto, ma iniziata con il successo della stagione regolare del girone 2 di Serie C, frutto di 14 vittorie e solo 2 sconfitte, ha certificato la bontà del gruppo giovanile Under 18 della società che milita in A1 sia al maschile che al femminile e che ha cominciato a indossare anche la storica calottina dell'Unione Sportiva Triestina Nuoto, tornata dopo circa un ventennio nella pallanuoto. Abbiamo affrontato delle bellissime partite, anche se il risultato della prima è tutto a favore nostro, è stata molto combattuta anche quella. Oggi ci siamo rischiati un po' di più, ma ci siamo portati il risultato a casa. Sono molto contento per il risultato che i ragazzi hanno raggiunto. Lo meritavano. Hanno fatto un campionato sempre in testa, ricordiamoci che sono ragazzi che hanno anche fatto un campionato Under 18, hanno fatto 2 partite a settimana perché questo ovviamente è il gruppo storico, cioè il gruppo Under 18 della Pallanuoto Trieste, quindi hanno fatto veramente un campionato nel quale sono cresciuti, ci sono stati veramente dei salti di qualità e meritavano questo epilogo, secondo me, sono stati davvero bravi. E questo progetto nato con i cugini della Triestina Nuoto sta dando i suoi primi frutti, diciamo che tutta la nostra Under 18 e qualche 19enne sono stati messi
a giocare in Serie C e agli ordini di Alberto Petrucci stanno facendo veramente dei grandi passi avanti. Questo successo è una grandissima soddisfazione, i ragazzi sono stati veramente eccezionali anche perché la squadra è giovanissima, quindi grandissimo merito e sicuramente di tutti gli atleti, dell'allenatore, di tutto lo staff. E in particolar modo della Pallanuoto Trieste che ha avuto una visione, le competenze, è stato un grande supporto, quindi questa è una vittoria che abbraccia tutti quanti. I dati sulla pressione fiscale in Friuli Venezia Giulia con il rapporto della CGA di Mestre. Vediamo allora il servizio. Negli ultimi 4 anni le famiglie del Friuli Venezia Giulia hanno beneficiato di un taglio delle tasse stimato in circa 400 milioni di euro, un alleggerimento che ha interessato l'intero paese. Nonostante questo, la pressione fiscale complessiva è prevista al 42,9% nel 2026, uno dei livelli più elevati d'Europa. Il dato risulta leggermente inferiore a quello del 2025, ma supera di 1,2 punti percentuali quello del 2022, l'ultimo anno prima dell'insediamento del governo Meloni. Come si spiega questo paradosso? In questi ultimi 4 anni la pressione fiscale è salita, ma non perché il governo abbia messo le mani nelle tasche di famiglie e piccole imprese. In Friuli Venezia Giulia, ad esempio, questi ultimi hanno subito un taglio delle tasse di circa 450 milioni di euro. Per contro, a pagare di più sono state le banche, le assicurazioni e i grandi gruppi industriali. Inoltre, tra l'autunno del 2022 ed oggi, gli occupati sono aumentati di oltre 1.200.000 unità. Di questi, 6.000 sono friulani e giuliani. Tra il 2022 e il 2026, secondo la CGA di Mestre, il gettito fiscale è cresciuto quindi grazie all'espansione dell'occupazione e allo sforzo fiscale chiesto alle grandi imprese, al settore bancario e a quello retributivo, risparmiando famiglie e piccole imprese. Più persone al lavoro vuol dire più IRPEF e più contributi versati nelle casse dello Stato. Ecco perché il carico fiscale quest'anno è al 42,9%, 1,2 punti in più di inizio legislatura. È tutto dal nostro telegiornale, vi ricordo questa sera alle 21:35 su Tele4 vi riproporremo i momenti migliori della diretta della Dunata degli Alpini Triveneta che vi abbiamo trasmesso oggi. Grazie per averci seguito, prossimo appuntamento con le notizie domani mattina alle 7 con Sveglia Trieste. Buona serata.